Ce ne siamo accorti spesso quando il governo annuncia che taglierà una tassa, scopriamo che in sordina ne è stata aumentata un'altra. Ebbene, la CGIA di Mestre ha scoperto che mentre il premier Letta continuava ad annunciare che non avrebbe applicato l'IMU sulla prima casa, salivano le addizionali IRPEF alleggerendo le buste paga, in media del 30%. Cosa sono? Si tratta di balzelli istituiti per dare autonomia tributaria agli enti locali, regioni e comuni e vengono trattenuti dalle buste paga. Ebbene, l'ufficio studi della CGIA di Mestre ha calcolato che a Venezia l'incremento è stato pesantissimo. La busta paga di un operaio che percepisce 1.280 euro al mese mediamente è stata alleggerita di 237 euro negli ultimi 5 anni. L'incremento del prelievo è dipeso in larga misura da quel decreto Salva Italia che tutti ha salvato meno che gli italiani, spalmando l'aumento del 30% negli ultimi 5 anni, ossia dal 2010 ad oggi. Un aumento silenzioso ma inesorabile che ha colpito soprattutto i pensionati e gli operai, ossia i più deboli economicamente.